quando tu suonavi come resident all'Arena del Miró, avevi uno stile di look tutto tuo. Cioè, parliamo dell'apertura dell'Arena del Miró, nel quale Mr. Daniele De Marchi, hai aperto, mi ricordo, c'eri tu, aprivi per c'era Principe Maurice e facevi l'apertura per chi c'era? Il team di Cocorico? Del Cocorico. Sì. E il buon Daniele De Marchi aveva sfoggiato un look alquanto singolare quella notte. Ci vuoi descrivere? Sì. Anche no. Ma sai cosa? Io ti perché se non ce lo racconti a noi questa sera non lo saprà nessuno. Non ci sono altre memorie. No, c'è una persona qui che mi ha visto come ero c'erano solo vestito quella sera. le cassettine, quindi cosa era successo quella sera? No, ma lui c'era un po'. No, non lui, un'altra persona. Se dovessi descrivere a chiunque qui com'era quella, no, come ti eri preparato? Allora si era andati a Treviso al Foro, mi pare, eravamo andati, no? Sì. Mi confermano dalla regia che eravamo andati al Foro. Cos'era il Foro? Il Foro Original Store era un negozio che era particolarmente specializzato in abbigliamento da discoteca. E quindi si andava lì e ti davano delle cose che forse adesso, se le vedessi adesso, direi che sono improponibili, però all'epoca sembravano the next big thing. No, sembravano una cosa veramente irrinunciabile. E allora mi sono preso questo paio di pantaloni tecnici, credo fosse un tipo vinilici, una cosa del genere, grigi mi ricordo, forse a casa dei miei ci sono ancora, vabbè. E poi c'era avevo una maglietta in ciniglia che solo guardarla sudavi praticamente. E poi sopra una bellissima giacca di pelle lunga che sembrava tipo Blade, non so se avete presente il film, no, quello dei vampiri, che c'è Blade, che c'è questa giacca lunga nera, vabbè. E poi c'era un look. Io mi ricordo Matrix con sì, anche Matrix, sì, è vero. Non ho visto Blade, non mi ricordo Blade. Grazie, ma sai, le birre cominciano a fare effetto. Vabbè. It's fine. E poi, vabbè, il look che ho sempre curato sono i capelli. Ovviamente ho ancora lo stesso, nonostante tutto quello che mi ha combinato in testa, è sempre lo stesso parrucchiere. Vabbè. E c'avevo questo capello, vabbè, all'epoca era molto scuro, nero, ok, quasi nero, e avevo la riga in mezzo, i capelli di media lunghezza, fa conto così, no? E la barba, l'ho sempre avuto il culto della barba, quindi all'epoca però non avevo tanta barba come adesso, ero meno barbone. Così. Quanti anni avevi? 22. 22? Sì. E avevo queste basette a punta proprio, no? Che di moda, anche ti ricordi che c'era anche Del Piero che le portava a punta così. E poi c'avevo sto cappello che voleva farmi un'acconciatura particolare e il parrucchiere mi fa: c'ho una cera, mi fa, che questa viene da Londra, perché all'epoca tutte le cose più innovative arrivavano da Londra, bastava di venire da Londra, ma tu sei meglio di me, ok. Allora mi fa: stasera viene da Londra, la metto su, ma devi usarne poca, ok? Va bene. Allora io prendo, ho fatto le prove in settimana e mi sono lavato i capelli. Poi sabato me la sono messa io questa cera, io esagero. Ma le prove come erano andate? Ma bene, cioè, me le aveva fatte un professionista, non io. Ok, boh. Allora il sabato sì, là verso le 9:30, 10, no? Stavo preparando e prendo sta cera che era, mi ricordo ancora, era dentro una scatoletta che sembrava quelle dei lucidascarpe, non so se avete presente. Ecco. E lì prendevi questa, così, 2 dita no, manata no, perché sennò stavolta dovrei andare non so, a farmi i trapianti, penso, in Turchia. Vabbè, e allora praticamente c'era questa pomata, proprio la cera proprio, ma era cera, cioè le prime cose, capito? E metto su sta cosa. Dopo, vabbè, avevo occhiali a goccia rossi. Insomma, la cera era inguardabile adesso, colorata oppure
Era una cera colorata? Ma aspetta. Ah, ok. Io faccio... Aspetto. Allora faccio, vabbè, nel senso, dico solo che le voci, appena entravo dentro, c'era la coda fuori quella sera, la prima serata lì dell'inaugurazione del Miró, mi ricordo, 13 maggio 2000, mi ricordo ancora, c'è ancora la cassetta. E la gente che poi avevo mio amico qui in sala, che saluto, Cristian, che mi portava i dischi, un altro mio amico, erano in due che mi portavano i dischi, ed io dietro che li seguivo così, tutto conciato in questa maniera qui, che adesso potendo andare a fare il cabaret, all'epoca andavo a fare insomma, il DJ. Messo la cera, ecco. Messo la cera, niente, allora entro, ma i commenti della gente era, questo qui sicuramente è il DJ dell'Arena, cioè per dire, cioè, commenti conciato così, può solo che andare a suonare lì. Vabbè. Allora praticamente faccio tutta la mia serata, il cappello non si scomponeva neanche se andavo dentro le gallerie del vento, ti assicuro. Ecco, e allora praticamente finisco di fare la mia serata, torno a casa, sono state le 8 di mattina, vado in doccia, naturalmente con tutta... Io se non mi ricordo male le punte dei tuoi capelli erano rosse. Sì, avevo le mesh rosse. Sì. Cioè, sì. mesh rosse con la cera... E gli occhiali rossi a goccia. Non ci vedevo un cazzo, ma pur di, capito, fare il personaggio. Vabbè. Allora, vado in doccia. Presente la scena di Lucas Casella quando dice incrociate le vostre mani sopra la testa, no. Così. Perché poi le vostre mani si inchioderanno, non si sposteranno più. Ecco, praticamente io sono rimasto mi sono lavato 3-4 volte, neanche fosse uno scherzo di qualche amico, eccetera. Niente, io la cena mi è durata tutta la settimana successiva. Io che avevo sti capelli che non riuscivo, andavo a dormire, mi svegliavo, i capelli erano sempre là. Neanche fosse un Viagra per capelli, cioè una roba, hai capito? Una cosa incredibile. Per cui succedeva anche questo. Ce l'ho ancora forse qualche parte la cera. Oh man. Quasi quasi domani metto sulla cera. C'è una foto, io l'ho vista una volta. No, ci sono le foto Io ho una foto di lui Siena, che... no, che Siena. Sì, ci sono. Sì, ma no, non non è so che online. I don't think online. Sì, no, Yeah? non mi ricordo. I don't think so. Beh. Online no, però io ne ho vista una in analog, è incredibile. Vabbè, insomma è andata così, cosa volete dire? Comunque, l'anno dopo mi sono fatto le mesh bionde, giusto per cambiare. però ho abbandonato la cera. Stagione 2.